A oltre 3 anni dalla scadenza del contratto nazionale e a 1 dalla ripresa dei negoziati, CGIL e CISL e UIL hanno proclamato una giornata di sciopero nazionale nelle imprese della ristorazione collettiva, in cui lavora prevalentemente personale femminile. Lavoriamo col cuore, però tante volte siamo in poche, corriamo e bisogna che ci vengano incontro, perché noi il nostro lo facciamo fatto con amore, fatto bene. Adesso anche le ditte devono fare anche loro quello che devono fare. Vogliamo rispetto per quel poco che viene chiesto. I manifestanti sono partiti dal Palexpo di Marghera per raggiungere la sede di Confindustria al Vega, perché le loro motivazioni vengano rispettate. L'azzeramento dei permessi sono da togliere alla 13ª, sono, come diceva il collega, il non aumento del salario con un'inflazione che è alle stelle, che tutti vediamo, e tante di queste persone sono quelle che daranno una mano negli ospedali per i nostri familiari, nelle case di riposo, nelle scuole, nelle mense della prefettura, della questura. Quindi saranno persone che adopereranno, non faranno le ferie quest'estate per dare una mano alle persone che invece sono in ferie. Prendono sotto i 9 euro lordi all'ora. Cioè parliamo magari di 7 euro netti, per capire un attimo, e questo è salario detto povero, e oltre a essere salario povero è anche salario sfruttato, perché questi lavoratori garantiscono la produzione attraverso la loro presenza, le loro fatiche, le loro professionalità, e tutto questo oggi non gli viene riconosciuto. Le associazioni imprenditoriali si sono fatte esose nelle loro richieste, vogliono ledere i diritti base dei lavoratori. E i sindacati non ci stanno. Chiediamo alle associazioni che sono di Confindustria di esimersi dalla politica che stanno mettendo in atto per non firmare il contratto della ristorazione, ossia ci hanno mandato una diffida perché noi non firmiamo con le altre associazioni, in più ci sono delle richieste che noi non siamo disponibili ad accontentare.